Un momento da voi tanto atteso, il cabaret di Galli e Villo. Buonasera, io ringrazio della linea, vero Riccardo? Io ce l'ho la linea, lui no. E quindi, no, va bene, è una trasmissione a carattere soprattutto musicale. E quindi io ringrazio veramente Riccardo di averci dato questa opportunità di portare un ospite musicale veramente eccezionale. Un ospite che viene dall'Inghilterra, da Oltremanica, uno dei grandissimi della musica rock, 20 anni di rock and roll ininterrotto. Questo artista che abbiamo avuto l'opportunità di portare qui davanti a voi, nelle vostre case, in questi schermettini accesi nei vostri salotti, è un ospite che parla inglese, perciò io cercherò di fargli una piccola intervista in inglese e di tradurla per quanto mi è possibile in italiano. Signori, è con grande piacere che ho portato qui da voi, qui per voi, Mr. Eric Clapton. Eccolo qua, grandissimo, grazie. Yeah! Hi, Mr. Clapton. Hi. Give me five! Eric Clapton! Eric Clapton! I am Eric Clapton! Give me five! Yeah! So, Mr. Clapton, how are you? Eric Clapton! Eric Clapton è fin qui, Yeah! l'avevo già. Yes, how are you, Mr. Clapton? Yeah! Eric Clapton! How are you, Mr. Clapton? Le 11. Ah, le 11 o'clock! No, how are you? Come sta, Mr. Clapton? Very good! Oh, dice che sta Yeah, molto bene. very good. So, Mr. Clapton, I'm very glad to have you here, so please talk about your music. Eric Clapton! Yes, uno dei grandissimi della musica rock, abbiamo avuto questa occasione di portarlo qua. I am. Eric Clapton! Mr. Clapton, I'm very glad to have you here, so please talk about your music. Translated in Italian for the people. Italian Scusate, people. non ho tradotto, giustamente non ho tradotto per gli spettatori a casa che non sanno l'inglese. Io gli ho chiesto, sono molto contento di averla qua, perciò ci parli un po' della sua musica. Oh. Oh. My music is rock. Dice che la sua musica è un rock. My music is soul. La sua musica è anche un soul. My music is a country. La sua musica è anche un country. My music is a funky. Fa tutte lui, la sua musica è anche un country. But my music is Ma really. dice la mia musica è veramente. But really, really. Ma veramente, veramente. But really, 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 really. Ma veramente, veramente, veramente. Really, 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 Sì, really, veramente, really, really, sì, really. veramente. Blues. Blues. Blues a bestia. Proprio blues. A bestia. The best. A bestia. Un bestione. No, la migliore, the best. Non mi piace. Sì, sì. Mr. Clapton, Yeah. Just another question. Yeah. I know that you speak in Italian and English. Vedo che lei parla italiano e inglese. So. Ah, così è così. So una sega di tutte e due. Va bene, vogliamo... Va bene, via. Lei non è Riccardo. Va bene, sveliamo questa cosa qua. Sì. Io gliel'avevo detto, Riccardo non ci sapeva i soldi per portare lei. D'altronde. Però comunque lei è venuto qua perché è un grande chitarrista. Sono bravissimo. Un proprio chitarrista bravo. rock. Un chitarrista heavy metal. Heavy metal. Un chitarrista durissimo. Duro. Un metallaro. Un metalmeccanico. Un metalmeccanico. Sì. E faccio ponteggi, cancelli, ringhiere, inferiato, il tutto in ferro battuto, pressi i modici, venite signori, venite. Sì, vengo sì, vengo. No, va bene, però lei è un grande chitarrista. Bravissimo, proprio bravo io. Ecco, volevo farle una domanda. Sì, mi dica, una guardi. domanda. Innanzitutto le volevo fare i complimenti per i capelli che ha, bellissimi. Sono belli, lo so. Ci ha messo parecchio tempo a farli crescere. No, guarda. Dai, rimettiti il gatto morto. Signore, il gatto morto. Anima mia, alla casa tua. Vabbè, dai, basta. Lo faccio cantare meglio? Faccio fare la voce bianca, più bianca ancora, Farinelli, capito? Allora, no, io... Com'è che lei si rincalza le basette? Perché c'ho le ricrescite, mi danno noia. sì? Allora, sì. Ecco, però io so che lei è un grande chitarrista che ha delle particolarità abbastanza evidenti per il suo modo di suonare la chitarra. Sono bravo, molto Lei è bravo. molto bravo. Sono bravissimo, proprio io ho queste prerogative, tra l'altro ho una grandissima prerogativa, cioè io suono insieme, tutte e due insieme, suono benissimo la chitarra classica e la folk. Le suono tutte e due insieme, classica e folk. È un bifolk lei. Sì. No, va bene, comunque lei è venuto qua perché ci voleva spiegare un po' la tecnica del suono, cioè io volevo sapere, lei la chitarra, cioè per lei suonare la chitarra, cosa vuol dire? Che tecnica, cioè lei usa il plettro? Usa il plettro? O fa con le dita? O con le dita? No, cioè usa la penna. No, fu tutto a memoria. No,
Va bene, va bene. Comunque lei è venuto qua. Sì. Lei è specializzato innanzitutto conosciamola meglio. Va bene, prima di chiederle un pezzo musicale, volevo sapere il suo vero nome, perché noi l'abbiamo presentata come Eric Clapton, in realtà ci costava troppi soldi e poi non ci veniva. Allora gli dico il nome vero? Ecco, il nome vero. My name is... Il suo nome è? Carlos Bottana. Ecco, lei è Carlos Bottana. Carlos Bottana. Sì. Un grande chitarrista. Chiedo umilmente venia, però volevo cogliere questa occasione, siamo davanti ad un pubblico, davanti alla televisione, volevo cogliere questa occasione per salutare mia moglie. È pochissimo tempo che mi sono sposato. Ah, si è sposato, complimenti, davvero. tanti auguri. E mi sono sposato con una donna che sicuramente tutti voi conoscerete, una grandissima cantante. Ah, una sempre del settore? Sì, è Cher. Ah, Cher. Si è sposata con me. Cher Bottana. Ora ho preso il cognome di Bottana. Ho capito. Ecco, io volevo sapere, lei però è venuto qua come specialista di un cantante soprattutto, specialista di Eric Clapton, giusto? Sì, Eric Clapton. Ecco, quindi lo fa bene? Io sì, onestamente Eric Clapton lo fa uguale. Onestamente lei Eric Clapton lo fa uguale. Lo prendo di tacco io Eric Clapton. Sono proprio bravo. Io sono proprio bravo. Però io volevo sapere, lei ce lo potrebbe fare un motivetto di una canzone di Eric Clapton? Sì. A me, io guardi, sono un grande amante di questo cantante. E sinceramente mi piacerebbe sentirle fare Cocaine. Lei la sa fare Cocaine? Cocaine? Sì. Sì. Vabbè, allora signore e signori, attenzione, qui in televisione abbiamo il sosia di Eric Clapton che ci farà Cocaine. Va bene. Prego. Questo è Cecchigori. Cecchigori? Quella di Eric Clapton la sa fare? Sì. Ovvio. Allora, ci faccia Cocaine di Eric Clapton. Hi, my name is Eric Clapton. Grazie, scusate, il prossimo ospite sarà sicuramente migliore.